È pronto il ricorso della Procura di Agrigento guidata da Luigi Patronaggio contro il provvedimento di scarcerazione di Carola Rackete, la comandante della nave Sea-Watch 3, arrestata a fine giugno a Lampedusa dopo aver condotto 40 migranti al porto della Maggiore delle Pelagio nella notte fra il 28 e il 29 giugno. La giovane comandante tedesca, 31 anni dopo aver disubbidito allo stop della Guardia di Finanza, si è avvicinata alla banchina per le manovre di attracco. Durante queste fasi, per errore, ha speronato la motovedetta della Guardia di Finanza che stava cercando di impedirle di gettare l'ancora e sbarcare. Il ricorso per Cassazione alla decisione del GIP Alessandra Vella, come confermano da ambienti giudiziari, sarà depositato nei prossimi giorni, probabilmente entro mercoledì. Intanto è atteso per giovedì 18 luglio l'interrogatorio della giovane capitana della nave Sea-Watch 3. L'interrogatorio, che era stato già fissato per lo scorso 9 luglio e che era stato rinviato per via dello sciopero degli avvocati, non riguarda l'arresto ma l'inchiesta parallela per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e la violazione del codice di navigazione. Il reato ipotizzato è violenza a nave da guerra. Fascicolo aperto dopo la violazione del divieto di ingresso in acque territoriali italiane. L'avviso di garanzia le era stato notificato il giorno prima del suo arresto. Una volta scesa a terra, per la magistratura aveva aperto un fascicolo, quello per resistenza o violenza da nave da guerra, resistenza a pubblico ufficiale. La capitana è rimasta ai domiciliari fino allo scorso 2 luglio, quando la GIP Alessandra Vella ha deciso di non convalidare l'arresto, revocando anche la misura degli arresti domiciliari. Secondo la sentenza del Tribunale di Agrigento, il decreto sicurezza bis di Matteo Salvini non può essere applicato alle navi che prestano soccorso ai migranti. Inoltre, per il GIP Alessandra Vella, le motovedette alla Guardia di Finanza non possono essere considerate navi da guerra. Sarà adesso la Cassazione a stabilire se questa interpretazione è corretta oppure no.